Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, eccoci qui, 18ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, anno 2023-2024. Stiamo salendo con la nostra mongolfiera. Con me sul cestello c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Abbiamo anche Omar che è arrivato trafelato da Liegi. Ciao Omar. Sì, benvenuti a tutti, ciao ragazzi. Sei riuscito a prendere la mongolfiera al volo? Bene, andiamo col primo brano. Alice Caronna. Verso me. Ok. Prezzo. C'è un po' di prezzo. Son venuta a cercarti a casa ma non ti ho trovata, dove sei andata? Che fai scappi, non ci metto molto, una lezione, uno schiaffo e poi tolgo il disturbo, quello ce l'hai tu mentale, ti prego ascoltami, fatti curare, che son bravi tutti a far credere le cose, sono tardi, capisco che son tutte, scusa ho pensato dove potevi stare, da mamma a Lurio oppure a casa al mare, faccio un giro di quartiere, ogni tanto mi fermo, mangio una caramella, peccato che è caduta come te, troppo in basso e per accoglierla dovrei arrivare al tuo livello e coprirmi di bugie, e coprirmi di bugie, ma sai che c'è, hai perso me, se mi hai voluto bene apprezzo, ma adesso mi fai un po' ribrezzo e sai perché, hai perso me, perché quando promettevamo incrociavi le dita nell'altra mano. Ho capito che tu da sola devi stare aspettando qualcuno da calpestare, che ti dica sempre sì e ti si sottometta, peccato che io ti abbia capita troppo in fretta, tu ti sei bruciata e meno male che ancora non ti ho trovata, se ti prendo non so cosa potrei fare, infatti è meglio che io ti stia lontano, tu dovrai scappare per capire com'è che la vita deve andare, basta giochi, inizia un po' a pensare che non ce l'hai solo tu. Mia cara amica blu, blu dagli occhi, se ti prendo conviene che non mi rispondi, o ti copro di bugie, o ti copro di bugie, ma sai che c'è, hai perso me, se mi hai voluto bene apprezzo, ma adesso mi fai un po' ribrezzo e sai perché, hai perso me, perché quando promettevamo incrociavi le dita nell'altra mano. Parapapà. Bene, cara amica blu Alice Caronna,
Passiamo cosa al non quadra nostro nel primo finale? ospite, stiamo volando con la nostra mongolfiera. Rossella, dove siamo? Che non riesco a capire. Atterriamo a Verona dove abbiamo con noi Jessica Cugini, che è una giornalista che scrive per Nigrizia ed è anche consigliera comunale e quindi insomma una persona molto attiva. Ma noi l'abbiamo chiamata perché lei, appunto, anche grazie al suo lavoro di giornalista, forse sa darci una risposta a una domanda che ci siamo già detti da soli, che è una domanda molto ingenua, ma non abbiamo trovato di meglio. Perché si continua a dire tutti quanti che vogliamo la pace e non c'è nessuno a dire che occorre incentivare la produzione di armi, di proiettili, di tutto materiale bellico che già in questi anni abbiamo prodotto in abbondanza? Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Allora, è facile in realtà, è più facile di quello che sembra, nel senso che anche la risposta è banale, è un business. L'Italia è il sesto paese al mondo nel settore della difesa e produrre e vendere armi conviene al paese. Oltre 14 miliardi di euro di ricavi. Il 90% delle armi che produciamo in Italia le esportiamo, quindi è un fattore di PIL importante. La cosa che ci dovrebbe preoccupare è che non sono solo i cosiddetti privati, quindi le aziende produttrici a farlo, quindi i vari Beretta, ma lo stesso Stato italiano. Leonardo, ex Finmeccanica, e per il 30% del Ministero italiano. Quindi, tra l'altro, faccio un passaggio su una rivista concorrente, Altra Economia, da poco in uno degli ultimi numeri, pubblicato un'inchiesta in cui dice che nonostante il governo italiano abbia detto che dopo il 7 ottobre, la fatidica data dell'attacco di Hamas, non si sarebbero più mandate armi a Israele, invece se andate a vedere cosa scrive la rivista scopriamo che queste armi continuiamo a mandarle, continuiamo ad armare Israele e d'altra parte lo facciamo in maniera continua. Poco fa ho detto Beretta, che è una delle case storiche, no? Per quel che riguarda le armi. Conosciamo Beretta per i fucili, ma magari non sappiamo che invece nel 2009 Beretta ha armato Gheddafi, che poi ha armato al-Sisi, quindi l'Egitto, e che alla fine la sua produzione non sono i fucili che noi conosciamo bene per la caccia, ma bensì tutta una serie di armi che alimentano le guerre. Per cui se pensiamo alla pace è difficile pensare che si possa far pace se si continua a produrre e a esportare, come fa l'Italia, le armi. Tra l'altro la legge ci permette questo in maniera, insomma, senza grandi controlli e quindi è questione di business. E ascolta, giusto per concretizzare un po', quando parliamo di armi, di che cosa parliamo? Fucili da caccia, pistole, non so, per le guardie giurate o per il gioielliere che ha paura della rapina, ma anche... Parliamo di 4,8 milioni di persone, cioè l'8,4% della popolazione che è armata, è un numero veramente importante. Parliamo di armi comuni, come dici tu giustamente, però dobbiamo fare un distinguo, perché in Italia ci sono 3 tipi di porto d'armi. Quello della difesa personale, quindi prendo un'arma perché ho necessità di difendermi, però devo avere una giustificazione, quindi devo andare in prefettura e giustificarmi davanti al prefetto e che mi dia quindi questa possibilità. In realtà il porto d'armi più diffuso è quello del tiro sportivo. In calo, ma la cosa che ci dovrebbe preoccupare
è che le licenze di porto d'armi in Italia per quel che riguarda il tiro sportivo sono in aumento, ma se si vanno a come dire, paragonare i numeri di coloro che prendono la licenza per tiro sportivo e però fanno parte di associazioni, no? Oppure semplicemente vanno al poligono, i numeri non coincidono. Quindi che cosa ci dice questo? Che gli italiani si stanno armando in maniera anche importante attraverso le armi da tiro sportivo. Vi faccio un esempio banale. Vi ricordate Traini? Quello che cercò a Macerata qualche anno fa di fare la strage dei neri? In 18 giorni si procurò un porto d'armi da tiro sportivo, non è mai andato in poligono, però ha tentato una strage. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo il porto d'armi da tiro, che è più facile da avere, non devo neanche dimostrare appunto di andare a fare attività sportiva in poligono, mi consente di avere un numero importante di armi, sia pistole, sia fucili, e li posso detenere tranquillamente a casa. E questo vuol dire che bypasso quella che è la difesa personale. Noi tutti pensiamo che uno prenda l'arma come difesa personale. In realtà è più difficile come iter, è più facile per renderla da armi da tiro. Se volete un dato, il numero di licenze per uso sportivo è più che quadruplicato dal 2002 al 2021, cioè in questi 20 anni c'è il più 327% della popolazione, delle domande riguardano le armi da tiro. Quindi in Italia, all'interno del nostro paese, stavo per dire ci stiamo difendendo bene, ma vabbè, è un gioco di parole abbastanza orrendo in questo caso, e quindi sono molto in aumento. Le vendite all'estero sono regolamentate in qualche modo, perché ci sono dei paesi che hanno delle sanzioni, no? Che sono sotto controllo in teoria degli organismi internazionali per vari motivi più o meno condivisibili. Ecco, però alla fine queste armi quindi non vanno ai cattivi, vanno solo ai buoni. Com'è la magari fosse così semplice. In realtà no, è una vera zona d'ombra questa dell'esportazione di armi, nel senso che i dati da reperire sono difficilissimi. Noi tramite i dati Istat sappiamo quante armi vendiamo, ma non sappiamo esattamente a chi le mandiamo. Produciamo tantissime armi comuni, per lo più armi comuni, però noi quando pensiamo all'arma comune pensiamo appunto, come dicevi tu prima, all'arma magari della polizia. Ma la stessa arma della polizia, per dire Gheddafi, ha armato il suo esercito personale, ma anche banalmente quando pensiamo alle armi da tiro sportivo o le armi da caccia. Le armi da caccia pensiamo a quelle che vengono utilizzate ad esempio per i cerbiati, che sono armi da precisione, perché sono animali che fuggono e corrono. Sono le stesse armi che usiamo che vendiamo ai cecchini, perché sono appunto armi da precisione. Quindi c'è lo stesso tipo di arma, a seconda di come viene immatricolata, quindi il numero che ha sotto, può avere un utilizzo o un altro. Quando parliamo di armi leggere, il termine ci fa pensare a qualcosa che è meno pericoloso di altre armi, no? Leggere, comuni, insomma, sono due termini che in qualche modo tolgono valore alla parola arma. In realtà non esistono armi leggere, perché dipende dall'utilizzo che ne fai. Lo stesso tipo di arma io posso utilizzarla nel poligono, ma posso anche utilizzarla appunto per far fuori le persone se appunto ho un corpo speciale. E quindi questa modalità, questa zona grigia, questa zona d'ombra permette tutta una serie anche di esportazioni per cui noi armiamo dittature. Abbiamo armato Gheddafi, abbiamo fatto le manifestazioni per Giulio Regeni, verità Giulio Regeni, e nel frattempo però armavamo al-Sisi. Quindi insomma c'è sempre un doppio binario. Sì, forse il problema sta proprio all'origine, cioè le armi, no? Il problema sta all'origine, e il problema però, mi permetto invece, parlando di Nigrizia, da quasi 25 anni oramai Nigrizia ha una campagna che si chiama Banche Armate. Possiamo vigilare, no? Possiamo decidere, perché i consumatori,
chi ha un conto corrente può fare la differenza. Ci sono delle banche che concorrono all'esportazione di armi. Bisogna guardare quali sono e togliere i conti. È l'unico strumento che abbiamo per fare una piccola parte, però dare insomma un contributo importante per quello che è la nostra idea di disarmo. Finché si produrranno armi, le guerre non finiranno mai. Banalmente, non solo, il 16% dei femminicidi in Italia, che sappiamo essere una piaga oramai nazionale, non solo dell'Italia, però avvengono tramite le cosiddette armi comuni. Certo. Quindi è un pericolo per tutti. Pensiamo tra l'altro a quel che succede in America, no? Adesso a dicembre il governo ha tentato per l'ennesima volta di portare i fucili ai sedicenni. Se pensiamo alle stragi che avvengono nelle scuole americane, se dovesse succedere anche da noi che l'età di porto d'armi si abbassa, ci esponiamo a un rischio non da poco. Certo, anche perché appunto parlando degli Stati Uniti, dove tantissime persone sono armate, dove circolano tantissime armi, non è che la sicurezza sia migliorata, anzi no. Quindi... Assolutamente, anzi c'è questa cultura delle armi che poi in realtà, se si va a vedere i dati, è completamente non giustificata. Cioè io mi armo perché ho paura. Tu prima dicevi, no, il gioielliere che vuole avere la pistola, ma anche quello che noi abbiamo a Verona, un ex sindaco Tosi, oggi parlamentare, che ha raccontato alla Zanzara che dorme con la pistola sul comodino. Mi sembra che sia un vizietto abbastanza comune da quelle parti. C'è chi se li porta anche alla festa del Capodanno, per cui insomma. A proposito, stiamo parlando di armi di un certo livello, ma se passiamo alle armi famose come quelle antiuomo, quindi le mine piuttosto che queste bombe che ricordano molto giocattoli di plastica, per cui ci sono state campagne antimine, importanti, antimine tempo fa. Siamo anche noi produttori di queste armi di questo livello? Anche noi. Io ancora non ho capito cosa non produciamo. Ritorno a Gaza. Perché per dire Leonardo, che abbiamo detto essere una delle più grandi, è la prima azienda esportatrice europea, per cui pensiamo che colosso abbiamo in casa. Leonardo ha venduto a Israele i Melara, che sono quelli che bombardano le popolazioni civili. È vera questa cosa delle campagne antimine, ma pensiamo anche a tutt'altro discorso, ad esempio il clima, che è uno dei temi di cui si dibatte tanto. Non pensiamo mai a tutte quelle che sono le esercitazioni militari. Io arrivo da una regione, la Sardegna, dove il poligono di Quirra per anni e anni, da anni oramai, si continuano a fare esercitazioni. Una zona che sarebbe meravigliosa per come è, insomma, naturalmente, e che invece diventa un problema dal punto di vista della salute umana, perché anche questo non pensiamo mai, cioè al fatto che le esercitazioni tutte, quelle che vediamo, gli aerei che vanno e vengono, hanno come dire, un riscontro anche nella salute pubblica, e quindi dovremmo pensare alle armi in maniera più ampia, cioè cercare di capire esattamente che cosa nuoce, ma non solo, pensiamo sempre che intanto faccia male alle persone che sono lontane. In realtà la produzione di armi, l'utilizzo delle armi tutte, c'è un costo umano anche per chi abita qua. Insomma, tra l'altro tu dicevi le mine, ma pensiamo ancora a Verona spesso succede che trovino bombe dei reperti bellici, per cui devono far sloggiare interi quartieri per poter poi recuperare, esatto,
la bomba. E così avviene per le mine antiuomo, che tra l'altro sono sempre più, come dicevi tu, a forma di giocattolo e vengono buttate appositamente perché i bambini le prendano e vengano mutilati. Ci sono dei bellissimi libri di Gino Strada che raccontano questo. E che cosa succede, cosa accade a questi bambini che poi rimangono ovviamente senza arti, perché è la prima cosa che si fa, vedere qualcosa che somiglia a un giocattolo e prenderla con le mani. Toccarlo soprattutto a certa età. E il passo è breve anche sul discorso artistico. Oggi per esempio ho ascoltato in TV un premio a Bruno Bozzetto per un nuovo lungometraggio, credo che abbia fatto, che riguardava proprio la pace, quindi inevitabilmente anche le armi, seppur disegnate e seppur contro. Però in effetti ci sono sempre tantissimi artisti che propongono messaggi di questo tipo, spesso, quasi sempre, fortunatamente a sfavore di quel clima e di quel tema, però insomma c'è di tutto. Che ne pensi dell'abbinamento artistico, cioè di proporre il tema anche a questi livelli? Allora, abbiamo canzoni meravigliose sulla pace, per cui che sono diventati tra l'altro degli inni che continuano a passare di generazione in generazione, per cui penso il meglio in assoluto, ma non solo per le canzoni, ma penso anche a quanti artisti abbiano disegnato la pace. Picasso con la Paloma, ma insomma ce ne sarebbero tanti altri. Abbiamo bisogno sicuramente di simboli, abbiamo bisogno di canzoni, abbiamo bisogno anche di una cultura di pace, e il fatto che invece anche nelle scuole entrino determinati messaggi, ad esempio lo scorso settembre c'erano gli zainetti della Folgore. No? E c'è stata tutta una campagna sullo smilitarizzare la scuola. Sembra una cosa banale, ma il fatto che io ti esponga a uno zainetto, un astuccio dell'esercito, della Folgore, e ti continui a propagandare il messaggio che alla fine armarsi fa figo. Lo slogan era partiamo in missione, questa cosa accattivante nei confronti dei bambini. Questo ci deve preoccupare, per cui benvengano tutte le canzoni di pace, benvengano i messaggi che abbiamo visto a Sanremo, dai giovani cantanti che lanciano messaggi utilizzando anche parole scomode, perché noi abbiamo bisogno in questo momento di persone scomode che possano lanciare dei messaggi positivi, per cui d'altra parte abbiamo visto che anche Papa Francesco, tornando a Leonardo, ha rifiutato 1,5 milioni di euro per l'ospedale Bambino Gesù, e sicuramente non l'ha fatto perché Leonardo fa gli elicotteri civili, forse l'ha fatto per i cannoni Otomellara di cui abbiamo parlato prima, per cui abbiamo bisogno veramente di simboli, di persone che si spendano. La musica in questo è fondamentale perché è trasversale ed è qualcosa che arriva subito. Un'ultimissima, velocissima cosa, ci parlavi di un libro prima che approfondisce abbastanza bene, insomma, l'argomento, ce lo vuoi presentare un attimo? Allora, sì, si intitola Il paese delle armi, è di Giorgio Beretta. Giorgio Beretta è un analista del commercio internazionale proprio delle armi. È un libro importante perché parla un po' delle cose che ci siamo detti, dei falsi miti, cioè che bisogna armarsi perché non c'è abbastanza sicurezza, delle zone grigie che sono zone normative, ma sono anche quelle zone dei passaporti, dei porto d'armi, scusate, di cui abbiamo parlato, e poi parla della lobby dell'Italia armata, perché non sono solo i produttori di armi, sono le associazioni, sono le corporazioni, potremmo dire, perché gli armatori sono una vera e propria corporazione. Sono le riviste, sono il merchandising, sono tutto quello che fa passare come
leggera e comune la cultura delle armi. E Ci questo non mettiamo può... anche ci mettiamo anche le fiere? Ci mettiamo anche le fiere, anzi ti ringrazio per questo passaggio. Noi abbiamo avuto a Verona la fiera EOS che si spaccia come armi, come sport e tempo libero, perché il tiro è sport e tempo libero, così come la caccia. Ma abbiamo visto che c'è in realtà una concomitanza, no? Cioè la stessa arma può essere utilizzata in altri modi, e quindi se lo sport è il tempo libero vuol dire che Beretta fa i fucili da caccia, ammesso e non concesso che ci piaccia la caccia, ma mettiamola lì, e fa anche le armi per i dittatori, forse anche no. Un'ultima cosa, a proposito di bambine e bambini, in fiera si poteva entrare, i minori potevano entrare con mamma e papà o con una delega. Abbiamo visto entrare i minori, imbracciare armi, cosa che la questura aveva detto che non si poteva fare, e tutto quello che è armi vicino al bambino in un tempo in cui vediamo che cosa succede, credo che sia veramente una bestemmia che avvenga in un paese occidentale e che dovrebbe essere civile, che fa business con le armi, ma noi abbiamo un'altra responsabilità, che è quella di togliere le armi ai bambini e fargli capire che cosa succede con un'arma che non può essere comune e non è sicuramente leggera. Certo. Grazie mille Jessica, un quadro abbastanza sconfortante, ma insomma l'importante è parlarne, come dici tu. Esatto, sempre, e cantare anche allora. Certo. Grazie a voi, mille. grazie mille, buon proseguimento. Grazie, ciao. Musica vedo che non parte, vediamo un attimino se gli dà un altro colpetto. Proviamo un po' così. Se non vuole partire, allora direi, beh, il titolo è Guai, quindi ecco perché non parte. Vediamo un po' se facciamo così. Guai, eccolo qua, andiamo, vediamo se parte. Niente, non vuole partire. Vabbè, Hermes Guai non parte, allora direi di passare alla nostra seconda ospite. Sì. Eccoci qua nuovamente con la nostra mongolfiera e siamo nel Vicentino, a Vicenza. Chi abbiamo, Rossella, nel Vicentino? Abbiamo Alba Dedola che fra le altre cose è responsabile dell'operazione Siracusa, che è una delle tante attività che fa Sea Shepherd e Sea Shepherd Italia. Benvenuta Alba. Grazie. Grazie Allora, a voi per la possibilità di parlare di quello che fa Sea Shepherd in Italia. Più vicino al microfono, Alba, grazie. Ci vuoi innanzitutto raccontare chi è Sea Shepherd? Perché noi l'abbiamo scoperto di recente, devo dire. Certo, allora Sea Shepherd è un movimento, un'organizzazione globale la cui missione è quella di fermare e di contrastare la pesca illegale e la distruzione degli ecosistemi marini, collaborando sempre con le autorità locali in ogni posto. Sea Shepherd Italia è la realtà italiana di Sea Shepherd. Contiamo ad oggi con 20 chapter, 20 coordinamenti sparsi per tutto il mondo. Contiamo con un bel po' di volontari in tutto il mondo, e quello che facciamo è azione diretta, ovvero ci rechiamo nei posti dove è necessario essere presenti proprio per contrastare appunto attività illegali, pesca illegale e quant'altro. Ecco, questo è ciò che facciamo. E come agite? Allora, in Italia in concreto, io posso parlare chiaramente
essendo responsabile di Operazione Siracusa, delle campagne comunque italiane, ecco. Ogni charter nel mondo ha le proprie campagne, le proprie dinamiche, insomma, decisionali, eccetera, eccetera. In Italia Sea Shepherd è nato nel 2010, grazie al nostro presidente Andrea Morello, e la prima delle nostre campagne è proprio Operazione Siracusa nel 2014, è stata una collaborazione fortemente voluta da Enzo Maiorca, che è un famoso apneista siracusano, nonché fondatore dell'area marina protetta del Plemirio. Quello che facciamo, per esempio, faccio un esempio concreto, insomma, Operazione Siracusa, formiamo delle squadre di volontari, pattugliamo i 14 km di costa, è una campagna da terra appunto, pattugliamo i 14 km di costa dell'area marina protetta del Plemirio, documentiamo le attività illegali e stiamo in stretta collaborazione con le autorità locali, quali Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia Ambientale e l'area marina protetta stessa, perché poi sono loro appunto le autorità che eseguono eventualmente i fermi o multe o sequestri e quant'altro. Questo è ciò che facciamo a Siracusa. Fate azione solo in quel sito, nell'area là di Siracusana? No, allora è nata lì perché appunto noi eravamo proprio una giovanissima organizzazione in Italia e questa collaborazione appunto è stata richiesta dal grandissimo Enzo Maiorca e da lì siamo partiti. Solo 2 anni dopo nasce invece Operazione Siso, che invece è una campagna da mare, come la chiamiamo noi, insomma abbiamo 2 barche, 2 delle nostre navi in appoggio, gommone, drone, eccetera, e quello che si fa nella SISO è praticamente mappare soprattutto i fishing aggregating device, che non sono altro che è un filo di polipropilene con un peso attaccato che lo spinge abbastanza, insomma, in profondità, e sopra ci sono dei galleggianti, delle bottiglie di plastica, delle taniche, delle palme dove si aggregano appunto dove si radunano i pesci che poi facilmente sono pestati dalle reti di circuizione. Quindi la SISO campaign, l'operazione SISO si occupa di mappare e recuperare questi FAD che sono assolutamente illegali, gran parte, e nonché anche le spadare, che anche le spadare sono un grossissimo problema, pericolosissime, perché vengono intrappolati anche dei mammiferi che magari avrebbero bisogno di risalire per respirare, invece rimanendo intrappolati in queste reti, in questi muri di morte, insomma, non è assolutamente selettiva, per cui rimangono intrappolati e poi muoiono lì, ecco. E quindi siamo qui, in Operazione SISO parliamo delle olie, quindi comunque sì, sempre tra Calabria e Sicilia, sempre lì, però esatto, siamo in una zona un po' diversa. L'anno dopo della SISO è nata anche la Jairo, io parlo delle campagne italiane appunto al momento, certo. ad oggi abbiamo 5 campagne attive. La Jairo, Operazione Jairo, è una campagna molto più informativa, non si fa antibracconaggio, e siamo lì in protezione dei nidi della tartaruga marina caretta caretta. Lì i volontari escono all'alba per pigliare la spiaggia, è una campagna che io trovo molto romantica e molto molto carina, perché quello che si fa è cercare le tracce di risalita, che sono molto molto caratteristiche, insomma, e quando le si trova si localizza un nido, si picchetta e si fa il seguimento e la vigilanza di questo nido. Fortunatamente in Italia non abbiamo bracconaggio delle uova di caretta neanche in sé, e quindi quello che facciamo è aspettare che si schiudano le uova e accompagnare, no, però costruire una sorta di corridoio salvo che permette alle tartarughine, ai nuovi nati, di raggiungere più facilmente il mare senza essere disturbati né da inquinamento umano, basicamente, e neanche da predatori, ecco. Dopo la Cairo, c'è stata anche la necessità qua ci spostiamo più su verso Viareggio, di andare in protezione dell'anguilla, che per quanto per i più si può essere insomma appunto molto molto sottovalutata, nel 2009 l'anguilla è stata entrata nella lista rossa
aiuto. Degli Scusatemi. animali da proteggere. Sì, esatto, Mm. esatto. Di conseguenza anche qui ritorniamo invece a fare antibracconaggio. Anche a Viareggio i volontari sono assolutamente sotto copertura, anche perché comunque lì i locali, diciamo, cioè Viareggio non è poi così grande, per cui insomma ci si conosce un po' tutti, e quello che si fa è andare assolutamente sotto copertura nel posto, documentare, e sempre a stretto contatto con la Guardia di Finanza, con la costiera del posto, con la Guardia Forestale, e che poi loro appunto effettuano i fermi, quindi lì si torna a fare antibracconaggio. Poi per ultima, ma non meno importante, c'è 2 anni fa è nata la GhostNet Campaign. Questa campagna è un po' più specifica, cioè nello specifico per i nostri divers, per i nostri subacquei professionisti, che in soli 2 anni sono riusciti a mappare, diciamo, e a costruire un database dove praticamente hanno descritto e hanno appunto mappato in una zona sempre del sud, sempre Eolie, Siracusa, così, delle attrezzature di pesca, reti derivanti e quant'altro, e anche alcune, insomma, rimuoverle. Adesso stanno progettando tutto una sorta di calendario in maniera tale da poterci lavorare su e da rimuovere quanta più plastica dai nostri mari possibile. Qual è, secondo voi, insomma, secondo l'esperienza che avete accumulato in questi anni, il pericolo più grosso adesso per le specie che vivono nel mare? Beh, allora, l'inquinamento sì, assolutamente, ma non è solamente, cioè non è solamente la plastica, ecco, sono appunto le reti derivanti, come appunto di cui si occupa appunto GhostNet, la nostra ultima campagna nata, e è sicuramente molto importante per contrastare questo, perché le reti lasciate lì spesso magari da pescatori che o dimenticate o strappate da mareggiate, o anche le tagliano loro spesso perché magari si sentono appunto abbraccati dalla costiera che li sta seguendo, e loro il più delle volte quello che fanno è tagliare e quindi lasciare queste abbandonare le reti. sì, questo è molto, io penso che sia questa la cosa più pericolosa, perché la pesca ormai nelle aree protette più o meno è controllata. Più o meno. Ci sono ancora i gruppetti organizzati che sono difficili da debellare, però più o meno però le reti, sì, queste sono il pericolo più grosso, perché rimane di tutto incagliato lì. Senti, per quanto riguarda invece la parte, diciamo, oceanica degli altri paesi, le campagne più forti che avete? Allora, abbiamo la Baltic Sea, che è tra praticamente Nord Germania, Nord Francia, più o meno lì, nel Mar Baltico, e lì fanno un po' anche lì di antibracconaggio e un po' anche di GhostNet, nel senso che anche loro si occupano di recuperare chilometri e chilometri di queste reti. Sì, abbiamo campagne in Antartide per il krill, che è il nutrimento appunto delle balene, che adesso insomma la pesca alle balene ok, è un attimo più controllata, però ecco, adesso il grosso problema è ciò di cui si nutrono, che con il passaggio delle grandi barche, dei grandi pescherecci, insomma stanno facendo un danno non indifferente. Quindi anche lì esiste una campagna per proteggere il nutrimento delle balene che vogliamo salvare, che ci proporzionano gran parte dell'ossigeno che respiriamo, per cui ci tocca assolutamente da vicino. Cos'altro? C'è la Dolphin Bycatch, sempre in un'altra campagna, questa è francese. Si tratta, sì, alla fine parliamo sempre della stessa cosa, cioè nel senso reti derivanti, delfini che rimangono intrappolati nelle reti, quindi pesca non selettiva e quant'altro, e quindi più o meno ci occupiamo di questo. L'azione diretta di cui parlavo all'inizio è questa: andare fisicamente nei posti, non solo, allora fare formazione è importante, certo, e facciamo assolutamente
siti informativi, ad eventi, concerti, televisione, radio e quant'altro, ed è molto importante perché così ti dà a sapere, no, al pubblico di cioè, cosa facciamo, chi siamo e quant'altro. Però quello di cui ci occupiamo appunto è l'azione diretta, che è questo, andare nei posti dove è necessario e fare. Il fare. Hai fatto bene, Alba, a ricordare che i pesciolini sono tanto carini, i delfini ci fanno tenerezza, le balene sono meravigliose, ma tutte queste attività che fate hanno un diretto impatto sulla qualità della vita degli umani, no? Certo. Nel Certo. senso, ecco, se queste specie sono in pericolo o si riducono tantissimo di numero o si estinguono, siamo noi a rimetterci alla fine. Sì. Cioè le balene ci danno, le balene comunque i grandi mammiferi veramente ci danno gran parte dell'ossigeno che respiriamo, cioè nel senso non viene solo dagli alberi appunto. Di conseguenza se estinguiamo la vita nei nostri mari, staremo anche già morti noi. E anche si impoverisce la quantità di pesce che alla fine che possiamo anche mangiare, insomma, per quelli di noi che mangiano il pesce, no? Nel senso, se continuiamo a pescare così pesantemente senza tener conto delle esigenze. Prima o poi non sono assolutamente infinite. Poi se ci mettiamo appunto inquinamento, se ci mettiamo le reti che non sono selettive, è tutto l'insieme. Cambiamenti climatici, l'acidità dei mari, la salinità che cambia. Il discorso è tanto ampio che anche la parte degli animali, diciamo, che vivono nel mare, insomma, hanno difficoltà nell'esistere. Certo. Senti, volevo chiedere, allora, ci siete voi, dopo ci sono tante anche altre associazioni ambientaliste, no, grosse, tipo anche Greenpeace, WWF, tutte queste organizzazioni. E c'è un coordinamento su questo oppure ognuno va in autonomia e si crea il proprio piccolo spazio? Allora, ognuno va in autonomia, anche perché abbiamo proprio maniere, cioè nel senso gestioni sia dei volontari che proprio gestioni delle attività totalmente diverse. Non vado a parlare appunto a fare politica e quant'altro, però Sea Shepherd è nata insomma, il fondatore di Sea Shepherd era anche uno dei fondatori di Greenpeace. Poi insomma hanno trovato i suoi sistemi, le sue idee di fare un po' troppo aggressive, di conseguenza lui ha fondato Sea Shepherd e ha fatto insomma quello che facciamo, appunto l'azione diretta di cui parlavo prima, e quindi preferiamo muoverci in una maniera diversa, ognuno fa il suo. Potremmo collaborare perché tutto quello che viene bene per salvare i nostri mari, insomma, ben venga. Però diciamo che siamo coordinamenti assolutamente indipendenti. Sì, c'è chi ha un approccio più soft e chi un po' più, diciamo, deciso. Forse sono utili tutti e due, no? Nel senso, cioè, è tutto. Talmente grosso il problema che... Esatto, certamente sì. Va bene, Alba. Grazie, abbiamo aperto una finestra. Esatto. Grazie a voi adesso per questa opportunità. I vostri, perché voi vivete gran parte, suppongo, no, di volontariato e di offerte, donazioni. Noi viviamo dalle donazioni, sì, abbiamo dei grossi donor che ci danno, insomma, ci muovono delle navi intere, però esatto, è importante il comunicare quello che facciamo, perché se la gente non sa quello che facciamo, ovviamente non è disposta a toccare il proprio portafoglio. Certo. Però realmente sì, questo è molto importante, i nostri volontari non sono stipendiati, tutt'al più magari qualche ingegnere che serve a bordo specializzato e qualificato, che quello magari sì, insomma, una paga, un qualcosa, se deve passare mesi in nave ovviamente,
però gran parte dei nostri volontari, la maggior parte direi, insomma, non sono stipendiati, per cui le campagne, il dare da mangiare alle squadre, il muovere le navi e quant'altro, sì, piove assolutamente dalle donazioni. Donazioni, anche i centesimi sono importantissimi. Certo. Certo. Va bene, Alba, grazie mille, buon lavoro, buon divertimento, perché alla fin fine vi divertite anche, perché sennò, no? Certo, nel senso, qualcuno disse fai quello che ti appassiona e non sentirai mai di lavorare, qualcosa del genere. Esattamente. Passione. Allora, buon pattugliamento. Grazie mille, grazie ancora. Grazie. Non so se sono io e la città che rende tristi. Pioggia cade al contrario ma una lacrima non è che risale. Sei dentro a sabbia che non può far altro che gravitare. È grave, non voglio fare nemici ma stare male un po' piace. Ci piace il dramma, la prima cotta ti ammazza. Quella che dici non passa ma passa. Cadono pezzi di me mentre sto cielo si spacca e il vento taglia la faccia. Volevo un karma positivo, non è facile sorridere mentre il tuo mondo crolla. Sai, certa gente sta insieme perché ci accolla, ma questo flyer si stacca anche se ci accolla. Il sole scalda la testa, non scalda il cuore. A noi che piace l'inverno, però ci manca l'estate. Ora che il gas costa un sacco e ho l'ansia del nucleare. Io non volevo i guai, ma i guai spesso vogliono me. Ho un treno da prendere, lontano da te. Io non volevo i guai, ma i guai spesso vogliono me. Ho un treno da prendere, lontano da me. Cosa pensi che pensi? La testa fatta in pezzi come pezzi degli specchi. A noi che ci mostriamo non sempre come vorresti. Lo sforzo di sorridere ti spacca i denti. Trattenersi e pensi alla sopravvivenza. Tu mi fai così ridere e mi spezzi. Con pochi certi abbassi la tua autodifesa. Ma non vai solo nella notte in cerca di guai. Pesa e dici non lo farò mai, non si fa niente per niente. Ma certa gente cambia idea. Ma io non sono certa gente. Lo gridi in mezzo alla marea. Di teste fatte come te, ma teste fatte come medici non ce ne sono. Suono, pensavo, fuori dal coro giravo. In tondo come i pianeti, che attorno come i satelliti. Io non volevo i guai, ma i guai spesso vogliono me. Ho un treno da prendere, lontano da te. Io non volevo i guai, ma i guai spesso vogliono me. Ho un treno da prendere, lontano da me. Eccoci qua, è finito guai, siamo riusciti a farlo, a metterlo in onda. Prima o poi sono arrivati. Esatto, dai. prima o poi sono arrivati i guai e i guai arrivano anche. Intanto diamo la buona serata al nostro ospite Roberto Malazzo, buonasera, ciao. Buonasera, benvenuto a bordo. Buonasera a voi, grazie dell'invito di questa sera. Abbiamo chiamato Roberto di Plastic Free, lui è responsabile per il Veneto, e appunto i guai creati dai palloncini lanciati, no, nelle varie manifestazioni, dove anche in momenti anche particolari, tipo anche i funerali, cose di questo genere, Certo. momenti anche gioiosi, la vincita di un campionato, pensando magari allo sport, di questi palloncini lanciati per aria che sono belli da vedere all'inizio, però dopo, Roberto, che fine fanno questi palloncini? Allora, aspetta che vediamo se vi vedo intanto. Ok, vedo solo Gianluigi.
Allora, intanto, grazie della domanda e della riflessione, avete aperto uno spunto molto molto interessante e che fa parte un po' del focus di uno dei progetti che noi portiamo avanti, che è quello della sensibilizzazione sul libero volo dei palloncini gonfiati ad elio, che poi costituiscono una vera e propria risorsa inquinante, diciamo, per l'ambiente, ma anche per la fauna. Purtroppo oggi in Italia manca diciamo la cultura proprio sul danno che il palloncino può fare sia all'ambiente sia alla fauna. Quello che noi testimoniamo ogni volta con i nostri ritrovamenti, perché insomma Plastic Free nasce un po' col simbolo della tartaruga, che è l'animale più resiliente, diciamo, dei secoli. Di fatto però la tartaruga fa parte di uno dei progetti principali che ci vede appunto protagonisti in Puglia con 9 vasche di salvamento, diciamo, e quindi recuperiamo e abbiamo partecipato anche alla tutela delle nidificazioni molte volte durante l'anno, individui che presentano dei danni o comunque dei problemi, diciamo, nell'organismo, che poi si rivelano dovuti sia diciamo alla plastica delle reti dei pescatori, quindi il nylon piuttosto che le reti, ma molte volte il gran danno lo fa appunto quello che viene ritrovato poi nello stomaco, che è il palloncino. Dal momento in cui viene liberato negli eventi, nelle feste, nei funerali, in tutti quei riti, diciamo, dove coreograficamente il palloncino costituisce qualcosa di bello anche per i bambini, purtroppo poi il viaggio poi termina nel 90% sempre in mare, quindi diciamo che seppur composti di plastica morbida, diciamo potenzialmente il rischio di un animale che diciamo naviga nell'ambiente marino aumenta di 30 volte la possibilità che venga ucciso dal palloncino proprio vero e proprio che poi arriva in mare. Quindi scoppiano, finiscono a terra o comunque nel mare. Questi sono i 2 punti di atterraggio. Costituiscono una trappola mortale, perché alla fine loro li scambiano comunque per materiale biologico, insomma, di cui nutrirsi, quindi spesso e volentieri vengono confusi un po' come i sacchetti di plastica in mare e arrivano a provocare dei danni veramente importanti che poi possono portare alla morte dell'animale. Quindi questo è una cosa che va tenuta in considerazione per l'ambiente marino, mentre per l'ambiente, diciamo, di terra non bisogna sottovalutare quelli che sono i fili con cui il palloncino, diciamo, viene legato e viene consegnato ai bambini, perché poi quello lo si ritrova anche negli uccelli, quindi nelle specie appunto che poi insomma nidificano anche a terra. Ormai noi attualmente abbiamo circa 250.000 volontari, tanti progetti attivi, però creare cultura su questo, un po' come per i mozziconi, ci vuole molto tempo, ecco. Quindi è un progetto che abbiamo iniziato da 3 anni e ci sta dando un po' di soddisfazioni, insomma, da questo punto di vista. Sì, perché ci sono vari comuni che hanno fatto delle delibere, no, per appunto vietare l'uso dei palloncini. Esatto. Sì, allora l'ordinanza è uno strumento che noi abbiamo proposto come associazione, è proprio uno strumento normativo che i comuni possono adottare, anche se appunto partendo da una sensibilizzazione, perché poi alla fine l'assessore all'ambiente o l'amministratore in base alla propria sensibilità dà importanza a deliberare questa ordinanza. Di fatto sono cose molto belle perché creano cultura, creano un po' di sensibilizzazione. Ad oggi, diciamo, stiamo lavorando molto su quello che è il meccanismo di controllo, perché come tutte le ordinanze, se poi non c'è un meccanismo di controllo, tu puoi fare tutte le ordinanze che vuoi, ma il privato che vuole festeggiare, bisogna vedere se lo rispetta, insomma. Il buon senso sarebbe quello di rispettarla, però dovremmo tutti partire dal chiederci effettivamente che danno può fare. Quindi quello che viene sottovalutato adesso, chi naviga molto in Instagram e guarda i reel, è emersa una nuova diciamo pratica coreografica delle giovani mamme che fanno l'abbandono del ciuccio legandolo al palloncino ad elio e lo fanno volare, fanno il reel.
Quindi questa è l'ultima, diciamo, un po' stupidaggine Esatto. che l'essere umano, diciamo, ha partorito, insomma, per aumentare i like. E anche questo alla fine viene sottovalutato. Insomma, spesso ci ritroviamo a dover gestire dei commenti di persone che proprio non hanno idea proprio del danno, è proprio, cioè proprio ignoranza, no? Ignoranza nel vero senso del termine, quindi viene proprio ignorato tutto quello che è. Esatto, bravissima. Ascolta, ma secondo te, Roberto, si potrebbe lavorare sui bambini? Nel senso che i bambini sembrano le vittime principali di provvedimenti di questo, poverini, anche i palloncini li volete togliere, no? Ma forse i bambini spesso si dimostrano molto ricettivi, no? Assolutamente. Noi dal 2019, mettendo in piedi vari progetti, abbiamo messo in piedi soprattutto il progetto che si chiama Plastic Free nelle scuole, e è un progetto appunto che riguarda proprio tutte le fasce di età, quindi dalla primaria fino diciamo agli istituti superiori. Non vi nascondo che la soddisfazione maggiore la si ha con le scuole primarie e le scuole medie, dove c'è molta più interazione e c'è un effetto proprio wow nell'interagire con queste tematiche. E la cosa bella è che i bambini sono proprio degli amplificatori, cioè la cosa assurda è che il bambino educa il genitore poi a casa, cioè abbiamo visto tantissime volte anche alle raccolte, insomma i bambini la sensibilità viene percepita da parte loro è molto molto più grande, quindi noi proprio partiamo dal progetto proprio delle scuole. Infatti abbiamo superato i 160.000 studenti sensibilizzati in Veneto, e quindi è un bel dato, diciamo, che ci portiamo con orgoglio. E questo ovviamente, tutto questo lavoro viene fatto dai referenti che sono soci volontari dell'associazione, e quindi siamo sempre alla ricerca di nuovi referenti, perché poi in realtà il territorio italiano, essendo nati da 3 anni, non è coperto totalmente, però è un progetto bello che si può portare avanti se uno decide di avvicinarsi alla nostra associazione, quello di andare nelle scuole durante il proprio tempo libero durante l'anno, e di fare appunto questi progetti che sono alla fine già confezionati da noi. Quindi in realtà il referente, quando diciamo si è informato col materiale informativo, tutto quello che è la presentazione, l'interazione con i bambini, segue tutto un filo schematico logico, quindi non è che non bisogna essere, diciamo, laureati in scienze della formazione primaria, ecco, da questo punto di vista. Quindi siamo sempre alla ricerca di persone disponibili che portano in giro. Sì, esatto, sì. Sì, noi siamo sostanzialmente un'associazione che presta tutto apartitica, quindi non siamo, cioè siamo vicini alle istituzioni, perché comunque anche nella premiazione comuni siamo arrivati in Camera del Senato, siamo arrivati al Senato e in Camera dei Deputati, quindi anche al Parlamento Europeo abbiamo fatto un intervento, però diciamo non ci facciamo, tra virgolette, non ci appoggiamo, non ci facciamo appoggiare da un determinato colore, è una scelta che abbiamo fatto dall'inizio, questo perché crediamo che comunque l'ambiente comunque è di tutti, indipendentemente dal colore politico, e vogliamo cercare, e ad oggi ce la stiamo facendo, di rimanere neutrali. Tuttavia, aspetta che ho perso il filo della tua domanda. No, era semplicemente, volevo arrivare a capire dove ti troviamo. Sì, allora, esatto, tornando al discorso dei referenti, diciamo referente è una persona comune. L'unica cosa che noi, appunto, tornando al discorso dello statuto, che noi chiediamo è che non faccia né parte di un'amministrazione, in modo tale che sia super partes, e soprattutto che non abbia, diciamo, candidature politiche in corso. Quindi ci sono 2 cose molto importanti, questi 2 paletti, di fatto, che sia una persona normalissima come lo siamo noi, che abbia voglia di mettersi in gioco in prima persona. Non bisogna fare tutto in plastic free, ci sono tanti progetti, uno può scegliere quello che vuole e dedica il tempo che vuole. Quindi quando, diciamo, è presente nelle giornate principali, che sono almeno 2 o 3 all'anno, diciamo, noi siamo contenti, insomma. Quindi www.plasticfree a questo punto. Sì, plasticfree.it, esatto. Okay. Nel vostro sito, appunto, che adesso sto mettendo, c'è una pagina che dice liberiamo il mondo dall'inquinamento da plastica. Ma quanta plastica c'è nel mondo? Allora, infinita, se andiamo, cioè, nel senso, non si può quantificare
secondo me i dati sono costantemente in crescita. L'attenzione che noi portiamo è proprio sull'inquinamento, nel senso che il focus iniziale, tenendo conto che noi abbiamo raccolto 3.200.000 chili in 3 anni, che sono veramente tanti, e che facciamo eventi dove raccogliamo 6.000 chili in 2 giorni su territori importanti come il Delta del Po, dove c'è una foce comunque di un fiume che porta rifiuti dal Piemonte e attraversando tutte le altre regioni. Quello su cui noi poniamo l'attenzione non è tanto, cioè non demonizziamo la plastica come spesso magari chi non ci conosce può pensare, ma cerchiamo di rendere consapevoli le persone che, partendo da scelte comuni del quotidiano, da diciamo comprare 200.000 bottigliette di plastica all'anno, cioè, o frutta confezionata, cioè dalle nostre scelte quotidiane noi possiamo già fare la differenza, soprattutto chi magari fuma, chi è fumatore, cioè, a volte non ci rendiamo conto che nei gesti comuni, nella quotidianità, già lì possiamo fare delle scelte consapevoli e dare un contributo a tenere un po' più, a rallentare, diciamo, quantomeno l'inquinamento, altrimenti si sa benissimo, lo dicono a livello mondiale nel 2050 si dice che i mari avranno più plastica che pesci, insomma. Ci sono diversi fiumi sia in India sia in Brasile che sono tra i più inquinati e basta cercare inquinamento da plastica su Instagram che si vedono delle cose impressionanti, insomma, da questo punto di vista. Ascolta, una riflessione che mi è venuta adesso, appunto, leggendo Liberiamo il mondo dall'inquinamento da plastica, ma anche la bioplastica è dannosa se si trova in mare. Allora, sì, di fatto sì, perché tenendo conto, tornando anche alla tematica dei palloncini, per esempio, da cui siamo partiti, a volte ci si scontra col palloncino biodegradabile, no? Che di fatto viene un po' associato ai sacchetti di bioplastica, quelli tipo che vengono insomma commercializzati con vari marchi, però anche lì insomma dobbiamo aumentare la consapevolezza di quanto diciamo il materiale in mare circola, di quanti giorni circola prima di effettivamente biodegradarsi completamente. Infatti si pensi che il lattice biodegradabile bene o male circola circa 90 giorni, che sono 3 mesi nel mare, quindi comunque una sorta di inquinamento. Poi magari a livello tecnico-scientifico io non posso diciamo esporvi dei dati perché non è, certo. Abbiamo un comitato scientifico che lavora di parte e quindi sicuramente insomma però potrebbe diciamo essere che più efficace anche la bioplastica è dannosa, insomma, lasciata libera. Di fatto sì, di fatto sì, soprattutto per gli animali, insomma, assolutamente. Sì, avevi altre domande, Rossella? No, il discorso è infinito in realtà, ma magari affrontiamo volentieri in una puntata prossima, perché non credo che vi concentriate solo sui palloncini, no? Cioè quello dei palloncini è una campagna, giusto? Sì, è uno dei progetti. In realtà i nostri focus sono i clean up, che sono gli appuntamenti che organizziamo su tutto il territorio italiano, il progetto scuole e la parte dei comuni, dove anche adesso il 9 marzo ci sarà la terza premiazione, insomma, dei comuni plastic free. Date anche le bandiere, no? Mi pare, bandiera plastic free, sì, bandiera, una specie allora, di bandiera esatto. blu. Esattamente, sì, di fatto allora non vuol dire che il comune non ha plastica, attenzione, cioè vuol dire i comuni che vengono premiati plastic free sono dei comuni per cui l'amministrazione si è fortemente impegnata, seguendo dei criteri che noi proponiamo e che vengono valutati anche da un ente esterno, a diciamo impegnarsi nella riduzione della plastica nell'ambiente, quindi mettendo in atto delle politiche a livello di cittadinanza attiva e di comunità per ridurre la plastica. Poi sul tema, diciamo, a livello di amministrazioni comunali, sappiamo benissimo che l'abbandono dei rifiuti è andiamo su un'altra tematica, però insomma per arrivare alla premiazione, in questo caso 111 comuni il 9 marzo, quindi sabato, devono impegnarsi veramente tanto. Ecco,
da questo punto di vista, quindi li premiamo molto volentieri. I criteri di premiazione sono da 1 a 3 tartarughe, quindi vogliamo comunque distinguere quelli più virtuosi, quelli che si impegnano con protocolli, ordinanze, accordi con gli enti di raccolta rifiuti particolari, essi stessi magari che ci aiutano e ci supportano nell'organizzazione dei clean up, e anche diciamo la presenza, diciamo, nelle scuole, che comunque passa sempre per il comune, per l'amministrazione comunale. Certo. Quindi anche lì diciamo che non è una premiazione univoca, diciamo. Anche là nella premiazione stessa i comuni vengono differenziati in base al dossier che, diciamo, sono riusciti a presentare, l'impegno che ci hanno messo durante l'anno. Sì, complimenti, è importante, perché qua le amministrazioni comunali qualche strumento ce l'avrebbero, insomma, volendo. Sì. E va bene, dai, casomai più avanti ne riparliamo e allarghiamo un po' il focus. Certo, volentieri. Va bene. Grazie mille. Grazie mille Roberto, e buon divertimento. Grazie, buona serata a voi. Ha una farfalla che non va più via, un collo da giraffa e sex appeal. Lei studia lingue con filosofia, veste elegante ma si sente freak. Ha un fidanzato che non sta con lei ed un'amica che ha gli stessi gusti suoi. Odia la vita se monotona, ma resta sola chiusa in camera. Marianna che fuma la paglia e dopo un po' non torna più. Marianna che gioca con l'anca e con le scarpe di bambù. Telematiche, protagonisti di una notte che non c'è. Marianna che fuma la paglia e dopo un po' non torna più. Marianna che gioca con l'anca e con le scarpe di bambù. Marianna, 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 la tua farfalla non vola più. Gioca con l'anca e con le scarpe di bambù. Marianna, Marianna. Eccoci qua con la nostra mongolfiera, viaggiamo subito a Crocetta del Montello. Abbiamo il nostro ex sindaco Eugenio Mazzoccato. Buonasera sindaco, lo chiamiamo sindaco. Buonasera, grazie, buonasera. Bentornato a bordo. Vabbè, mi fa piacere. Allora, abbiamo chiamato Eugenio perché quando l'avevamo tempo fa intervistato, che è venuto su Radio Nostra, ci ha parlato di queste zone che dovevano aprirsi per il defluire delle acque del Piave, e c'è stato appunto, entravano in delle zone di livello paesaggistico che gli ambientalisti della zona, ma non solo ambientalisti, avevano fatto ricorso. Cosa è successo, Eugenio?
Ma io ho letto ieri sera questa sentenza da parte del Tribunale delle Acque di Roma, in cui ha praticamente rigettato, ha ritenuto inammissibile il ricorso del Comune di Crocetta, ovviamente supportato con l'aggiunta degli altri comuni rivieraschi qua montegliani, quindi da Vidor, Volpago, Pederobba, Giavera, Montebelluna, eccetera, e l'hanno rigettato motivando il fatto che la richiesta da parte del comune, che diceva guarda che qua c'è un difetto nella progettazione, perché le valutazioni di incidenza ambientale, di valutazione strategica e quant'altro, queste non possono essere dedotte in questo momento perché è solo uno studio di fattibilità e questa eccezione va presentata solo quando ci sarà il progetto. Per cui diciamo che sono stati persi, tra virgolette, 3 anni, e ahimè si torna un po' al punto di partenza, e quindi credo che adesso, ma qua saranno i legali probabilmente del comune di Crocetta che diranno la loro, credo che bisognerà aspettare la presentazione del progetto definitivo, del progetto di fattibilità vero e proprio, e poi fare le eccezioni che secondo me giustamente erano state poste. Ricordarci, scusa Eugenio, perché magari noi ne abbiamo parlato bene, però magari qualcuno che non ci aveva sentito al tempo, di che cosa si tratta, di che cosa stiamo parlando? Allora, qua c'è una intenzione da parte della Regione Veneto, in particolare l'assessorato che fa capo l'assessore Bottacini, è quella di realizzare delle casse di espansione di laminazione proprio sul Greto del Piave a Ciano del Montello. Progetti veri e propri non si è visto. Girava un progetto, una proposta progettuale che parlava di 13 chilometri di muri, di muratura in cemento armato, alti 6 metri, veramente impattanti, e quindi qua un po' tutte le associazioni ambientaliste, ma non solo, quindi la cittadinanza è preoccupata, il sindaco per primo, Marianella Tormena, giustamente si è anche opposta a questo progetto, e per bloccare questa cosa che va a deturpare, a rovinare in maniera definitiva un ecosistema fondamentale importanza. Sono 600 ettari di terreno, non è poco, e quindi che vengono di volta in volta, in base alle necessità, allagate e poi fatto defluire l'acqua. Per tutelare a valle altri comuni da Ponte di Piave, Noventa, Salgareda, Maserata e quant'altro, che hanno anche strutture presenti sul Piave, e che in caso di una piena, ma si parla di piene paragonabili a quelle del 66, quindi con 5.000 metri cubi d'acqua al secondo, cosa che poi dal 66 oggi non si è più realizzato, ma non è più accaduto e speriamo che non accada mai, serve a creare questo polmone. Però nel frattempo questo polmone, nel momento in cui non c'è questa presenza d'acqua o questa necessità, comunque presuppone che vengano scavati 30 e passa milioni di metri cubi di ghiaia, quindi ci saranno per anni escavazioni, viene tirata via tutta la vegetazione, abbassato il letto del Piave, con anche, secondo gli studiosi, anche ripercussioni sull'ecosistema, ma anche su quelle che possono essere le falde che scendono dal Montello e anche verso nord, verso Vidor, Moriago e quant'altro. Quindi c'è questa contrapposizione tra comuni rivieraschi e regione, in cui si chiede che vengano viste delle alternative che sono state studiate da esperti. Questa era una domanda che stavo per farti, nel senso, abbiamo appena visto a Vicenza insomma, che c'è stato un po' un problema, però pare che questi bacini di laminazione siano stati molto utili.
Allora, anche quelle su Vicenza, certo nessuno mette in dubbio questo, però cosa succede? A Vicenza, nel caso specifico, sono terreni agricoli già utilizzati che in caso di necessità, per via della loro altitudine, della loro posizione, vengono di volta in volta, se necessario, allagati temporaneamente. Però nel momento in cui non serve, sono normalissimi terreni, perché si è visto, sono delle zone di terreno agricolo che sono stati un attimino allagati e poi l'acqua fatta defluire. Questa sul Piave è un'altra cosa. Perché c'è una gran costruzione qua sul Piave. Intanto è una gran costruzione, ma soprattutto diciamo che l'intenzione, ripeto, il progetto, ma bisogna anche attendere il progetto vero e proprio, perché insomma a volte fare processi alle intenzioni si rischia anche di sbagliare, ma è meglio prevenire che curare. Questo invece è come se calassero dall'alto, dalla regione, una grandissima bacinella messa lì in caso di bisogno, ma è una bacinella, spogliano 600 ettari di ecosistema, di un paesaggio che è unico lungo l'asta del Piave. Allora, quali sono le proposte? Di certo il discorso della solidarietà, della sussidiarietà fra comuni, credo sia la cosa più corretta. Quindi Ponte di Piave fa qualcosa sul suo, Macerata, proprio oggi ho attraversato anche la zona che c'è lì tra Ponte della Priula e Macerata, anche lì il Piave è molto largo, tra l'altro devo dire, ma questo è un po' un discorso patriottico se vogliamo, molto meno affascinante rispetto alle Grave di Ciano, che ha tutta una sua particolarità, e quindi realizzare delle micro aree di laminazione che sono il famoso discorso lungo tutta l'asta del fiume, cioè il contratto di fiume, realizzare dove serve. Porto un altro esempio, c'è la diga a Busche, che è un bacino enorme, da anni, ma da decenni, non viene manutenzionata. Se togliessero la ghiaia che c'è lì, è già fatta la vasca, perché c'è già la diga esistente da 40 anni. Quindi credo che una soluzione intelligente sia proprio quella di diluire lungo l'asse, diciamo, mediano del Piave, questi interventi in maniera tale che non siano così invasivi e che deturpano in un colpo solo un territorio immenso, perché poi sta cosa qua, uno se va sul Cesena e guarda giù vedrà una mega vasca, una mega diga in cemento che poi viene riempita di terra, poi manutenzione, quello che succederà dopo non si sa. È un po' dopo come la diga di Busca, che dopo si riempirà di materiale e quindi è piena. A Fener idem, c'è un altro sbaramento a Fener, sì, dove c'è il prelievo dell'acqua del Piave che va sul centrale, che c'è anche la centrale e quant'altro. Per cui insomma, volendo ci sono, è che qua lo dico anche in maniera un po' provocatoria, credo che dietro anche a questo progetto, che inizialmente era stato anche proposto dalle aziende che operano anche sul Piave, aziende di cavatori, ci sia anche un po' di business. Ecco, quindi stavo aspettando. Perché 30 milioni di ghiaia, 30 milioni di metri cubi di ghiaia hanno anche un certo valore sul mercato. Poi tra l'altro, se prima la regione ti paga per prelevarla e poi tu ce l'hai e la utilizzi e la vendi, credo che il guadagno possa essere doppio. Ma ripeto, gli imprenditori fanno giustamente gli imprenditori. Ascolta, ma c'è dialogo fra gli amministratori locali e la regione? Ma io credo di sì. Allora, qua c'è un po' una contrapposizione, perché in particolare l'assessore Bottacin dice io questa la faccio, punto e basta. Non lo so il motivo per cui lui si è così incaponito di dire la faccio, punto e basta. Avrà le sue ragioni, non lo so.
non sono nella sua testa. Non comprendo, ecco, una cosa che anche questo mi sento di dire. Bottacin, l'ingegner Dalpaus, che è il consulente della regione, che sono anni che ci gira attorno alla questione diga di Falzè, vasche di laminazione e quant'altro, non sono mai venuti qua sul territorio per spiegare le loro ragioni. Sono andati a Ponte di Piave, 2-3 volte mi risulta, sono andati pure i funzionari regionali a Sernaglia per spiegare la questione per il passato di questo progetto della diga. Non capisco perché non vogliono venire a Crocetta a spiegare anche le loro ragioni, perché può darsi che se hanno così tanta ragione qualcuno magari possa anche pensare guarda, forse siamo noi che ci stiamo sbagliando, non credo, però non capisco perché non vuole venire a Crocetta del Montello. Un sospetto ci viene, ma insomma, va bene. Non lo so. Ecco, colgo l'occasione anche per invitarlo, siccome sono ancora consigliere comunale, anche quindi dico, insomma, vieni pure, mica ti mangiamo, insomma, penso sia anche corretto confrontarsi con la gente. Certo. Va bene. Allora. Grazie mille per questo aggiornamento. Noi abbiamo sempre la nostra mongolfiera che dall'alto grazie vede, a voi. quindi grazie, arrivederci. Arrivederci. Salve, arrivederci, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare rigore, c'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto, ciao! A chi sbaglia a fare le strisce, velena le vissie, uno tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha avuto un sinistro e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita le vela, basta avere l'ombrella, ti ripara la testa. Giorno di festa e la vita e la vita l'è strana, basta una persona che si monta la testa, è finita la festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltare la finestra e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao! A chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio, c'è chi in fondo il suo cuore è una pena, c'è chi c'è un altro problema e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita e la vita le vela, basta avere l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita e la vita l'è strana, basta una persona che si monta la testa, è finita la festa, è finita la festa, è finita la festa, è finita la festa. È finita la festa e la vita, io e i Gomma Gommas sono venuti a trovarci e ormai siamo alla fine del nostra 18ª puntata, oggi siamo maggiorenni.
Siamo quasi alla fine quasi alla fine, perché perché abbiamo la no- ricevuto un messaggio in bottiglia da Sami. Bene, andiamo a ascoltarlo subito e poi facciamo un piccolo commento. Sentiamo il messaggio di Sami Abu Omar, vice direttore del centro di scambio culturale di Gaza. Oggi la situazione qui a Rafah è molto difficile, soprattutto dopo questo caos che si sta succedendo per la mancanza ancora di aiuto umanitario che entrano, perché entrano pochissimi aiuti umanitari, perché i valichi sono chiusi, perché ci sono manifestazioni da parte degli israeliani vicino al valico di Kerem Shalom, per questo non fanno passare il camion. Entrano pochissimi camion, ieri è entrato qualche camion che sono riusciti a portare un po' di aiuto, ma sono pochissimi, sono 100 camion soltanto, perché nel giorno normale a Gaza ha bisogno di 1500 camion, sono praticamente una goccia nel mare e la situazione è ancora grave, la gente ancora ammassata di più, ci continua anche a arrivare anche sempre da Khan Younis, dalla zona ovest, dal centro di Gaza, dove stanno arrivando sempre anche la gente a Rafah. Popolazione sono altissime, sono 1.700.000 persone, manca tutto, manca energia, manca corrente, manca carburante, manca il gas, manca anche la legna per fare accendere il fuoco, perché qui non è un paese di foresta, ci sono sabbiose le terrene, non ci sono tante alberi, per questo è una situazione sempre più difficile, la gente sta soffrendo da fame, soffre il freddo perché siamo in pieno inverno. Ci mancano anche le coperte, mancano i materassi, mancano le tende, perché tanta gente ora, forse il 90% della gente hanno quelle tende plastiche fatte un telo di plastica con un asso di legno. Situazione sempre drammatica, soprattutto anche i bambini, dove i bambini soffrono tantissimo la malnutrizione, le mamme non hanno più anche latte per allattare i loro bambini, manca il latte nel mercato, mancano i pannolini, mancano tutto quello che vuoi per il vivente ci manca qui a Gaza, perché Gaza è diventata, diciamo, praticamente un deserto di mancanza di tutto, cibo. Ci sono prezzi anche per quelli che riesce a avere qualcosa con l'aiuto li vende al mercato nero, ci sono prezzi spaziali, prezzi altissimi, soprattutto anche perché anche per l'acqua, ci sono tanti praticamente distributori dell'acqua, per fare funzionare ci vuole energia, il costo del gasolio è stato altissimo, costa 20 euro al litro, e benzina non si parla più perché costa 40 euro al litro, sono cose praticamente anche carne non ci sono più, non ci sono polli, non ci sono niente. Ogni tanto entra qualcosa, però la gente l'assalta ai supermercati dove si entrano, prende quell'altro impastate, le vendono a prezzi altissimi, perché anche Israele partecipa a questo. Quando gli aiuti arrivano al nord, Israele praticamente comincia anche a spararsi sul camion, i camion si fermano e loro praticamente ci fanno arrivare altra gente dalla parte di Israele, anche gli stessi palestinesi fanno praticamente rubare, quelli sono mala gente, praticamente situazione sempre più grave e Israele non ce la lascia nemmeno a sperare, è una situazione più drammatica, continua giorno dal giorno, speriamo che queste cose si finiscano presto. Ormai anche tanta gente ora si parla praticamente che non hanno più le case, non hanno niente, più del 80% delle case della striscia di Gaza sono state distrutte completamente. Vedremo le cose che si migliorano. Ecco l'ultimo messaggio di Sami. E niente, no, ovviamente noi speriamo sempre che questa situazione finisca, anche se è difficile, però almeno che venga sopportata al meglio per la popolazione di Gaza, per i palestinesi. Allora, per il momento pare che le cose stiano andando di male in peggio, nel senso che non c'è stato un accordo neppure per una tregua in vista del Ramadan. I politici del mondo sono piuttosto preoccupati perché è un mese sacro della preghiera per i musulmani e speravano di poter avere una tregua, perché la situazione rischia di diventare ancora più esplosiva. Ecco, le notizie le vediamo tutti,
ci sono centinaia e centinaia e centinaia di camion fermi sul lato egiziano che non riescono a entrare con gli aiuti che tutto il mondo sta mandando. E, abbiamo avuto la notizia dei primi bambini morti di fame e disidratazione, d'altronde è da stupirsi che non sia accaduto prima, perché durante la normale diciamo vita di Gaza entravano 500 camion al giorno fra carburante, cibo e acqua. Quindi così, insomma, la situazione è veramente drammatica. Tra l'altro c'è una delegazione di parlamentari di varie forze politiche, tutte dell'opposizione, che si è recata anche con associazioni, varie ONG e giornalisti al valico di Rafah. Chiaramente sono lì per testimoniare, non è che siccome vanno i parlamentari italiani, ci sono già andati i francesi, ci sono andati gli spagnoli, non è che ovviamente sia cambiato niente, però è un modo come un altro per tenere alta l'attenzione su una realtà incredibilmente drammatica, cioè si parla di catastrofe umanitaria ormai da tantissimo e sembra che nessuno riesca a fare qualcosa di efficace. E questo messaggio l'abbiamo ricevuto, precisiamo, un paio di giorni fa, perché la corrente va e viene, più che altro va, ecco, quindi anche internet, quindi è abbastanza anche difficile avere le comunicazioni. Rafah, da dove ci parla Sami, è appunto questa piccola cittadina che adesso è incredibilmente sovraffollata, perché quasi tutta la popolazione di Gaza, della striscia, si è spostata lì, che è al confine con l'Egitto, perché lì era stato detto che era una zona sicura, poi in realtà anche lì le bombe arrivano molto generosamente, quindi questa è la situazione. Va bene, Il Paese delle Armi, il libro che abbiamo accennato, parlato con la nostra prima ospite. Se volete lo potete trovare fra 15 giorni qui nel nostro festival dell'ambiente che organizziamo qui a Cavallino Tre Porti dal 18, adesso metto il manifestino, dal 18 al 24 marzo, e abbiamo anche una piccola bancherella di altra economia dove ci sarà sicuramente anche questo libro qua. Quindi venite a trovarci e potete tornare a casa con un po' di libri molto interessanti. Abbiamo finito? Abbiamo finito, direi che abbiamo svolazzato abbastanza, in modo abbastanza vario. Sì. E quindi torniamo a casa contenti. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni. Passiamo l'audio. Torniamo a casa con la nostra mongolfiera piena di doni e di ricchezza interiore, ovviamente, e con zero plastica, e ci sentiamo per martedì prossimo. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Ciao a tutti.